Secondo appuntamento con gli Innovation Lab in questo tour in giro per il Veneto per visitarli, rendersi conto di questi spazi, ma iniziare concretamente attraverso questi appuntamenti per redare la nuova agenda digitale 2025. Qui oggi a Vicenza scopriamo questo Innovation molto più vicino alle imprese, quello di Rovigo era forse più vicino alla parte culturale, e qui impresa e formazione, che è la sfida che vedremo nel corso dei prossimi anni, anche utilizzando i fondi del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza e i fondi che la nuova programmazione europea dedicherà appunto a questi settori. Credo che il lavoro di oggi ci permetterà di comprendere come le nuove tecnologie ci permetteranno di dare sempre più assistenza alle imprese, ma soprattutto creare quella capacità di mettere assieme nuovi lavori e esigenze delle imprese per rispondere ai bisogni dei veneti. Sono Cristina Pozzi di Treccani Futura. Treccani Futura è una nuova organizzazione che si pone l'obiettivo di essere punto di riferimento per gli italiani di tutte le età per acquisire le competenze e le conoscenze per comprendere la contemporaneità e per vivere al meglio il nostro futuro. E infatti sono qui oggi per parlare proprio di come cambieranno la nostra formazione, il nostro mondo del lavoro con il digitale. E su come cambieranno, in realtà molti di noi ormai hanno un'immagine sul fatto che potremmo attraverso il digitale usare strumenti più efficaci, più efficienti. Pensiamo alle tecnologie intelligenti come tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, il mondo dei dati. Dall'altro lato saremo più flessibili perché avremo strumenti che ci permettono di collaborare anche su lunghe distanze, con orari completamente diversi, con persone veramente da tutto il mondo. E pensiamo alla collaborazione scientifica che stiamo vedendo in questo periodo, ne è una grande dimostrazione. Quindi più efficaci, più flessibili, più efficienti, più felici o più stressati? Ecco, qui arriva la domanda fondamentale. E anche il perché noi con Treccani Futura ci dedichiamo in particolar modo alla parte educativa e culturale di questo cambiamento. Perché tutti questi strumenti devono essere conosciuti, sono un nuovo linguaggio, una nuova cultura, un nuovo modo di vedere il mondo. E solo se passiamo da quelle fondamenta che ci servono per comprendere come utilizzarli al meglio, allora potremo partecipare tutti, anche senza diseguaglianze, a questo grandissimo cambiamento che di fatto è l'inizio, potremmo dire, di una nuova epoca, quella appunto delle tecnologie intelligenti e del digitale. Quindi le grandi sfide che oggi abbiamo sono proprio queste, culturali, all'interno delle aziende, cambiare i modelli organizzativi, i modelli di valutazione delle performance, e a scuola o in tutti i percorsi tradizionali andare a inserire tutti quei linguaggi digitali che permettono di creare cittadini consapevoli e responsabili e in grado di partecipare al meglio a questo grande cambiamento. Vi porto i saluti del Sindaco Rucco e dell'intera amministrazione comunale di Vicenza, che è particolarmente sensibile e impegnata sul tema della digitalizzazione, innovazione e semplificazione. Questo perché come amministrazione comunale riteniamo fondamentale erogare dei servizi sempre più efficienti a tutte le fasce della cittadinanza. È doveroso da parte mia ringraziare Confartigianato che ci ha permesso di attivare operativamente questo progetto ambizioso che è l'Innovation Lab e prima di tutto la Regione Veneto che grazie ai fondi e alla collaborazione ci ha permesso di realizzarlo e di essere portavoce di questo fondamentale progetto.